Beh, insomma, pubblicità alla nostra trasmissione, era la sigla, scusate il lapsus in apertura. Allora, parliamo di Brexit, dicevo, questa mattina un vero e proprio tsunami che ha investito i mercati finanziari prima e poi il mondo politico, poi è arrivato l'annuncio del premier britannico Cameron che annunciava le sue dimissioni. Ricordiamo che Cameron proprio alla vigilia del voto aveva detto che qualsiasi fosse stato il risultato lui sarebbe rimasto al proprio posto, così invece evidentemente non è successo, e questa mattina in una conferenza stampa ha annunciato le dimissioni. Di questo parliamo stasera, cercheremo di capire quali potranno essere gli sviluppi futuri, quali sono le conseguenze per la nostra economia, per la nostra politica, se c'è effettivamente un rischio di emulazione in Europa e quindi se altri paesi potranno fare referendum simili a quello britannico. Lo facciamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito, iniziando dalla mia sinistra. Abbiamo l'avvocato Luca Zano Cantarutti, buonasera avvocato, buonasera, Indipendenza Noi Veneto, buonasera. Al suo fianco Carlo Valerio, presidente di Confindustria Padova, buonasera presidente, grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco Luciano Greco, docente di economia all'Università di Padova, buonasera professore, e grazie anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, grazie di essere in studio anche questa sera. Al suo fianco Nicola Ramundo, un economista, presidente dell'Osservatorio Cittadino Contribuente. Buonasera Ramundo. Più avanti nel corso della serata ci raggiungerà anche Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord, e anche da lei appunto sentiremo un po' quali sono gli umori che circolano anche a Strasburgo. Io volevo aprire questa nostra serata nella quale cercheremo, come dicevo, di capire un po' quali sono gli scenari che si prospettano anche nel nostro paese, parlando con Carlo Valerio. Lei è un imprenditore e lavora molto con l'Inghilterra. Sì, moltissimo, è il nostro primo mercato. Ecco, allora questa mattina com'è stato il risveglio? Se l'aspettava un risultato del genere innanzitutto? Beh, dopo la chiusura dei telegiornali di ieri sera no, e questo non fa grande onore a chi per mestiere fa informazione, che si è lanciato immediatamente prima di ascoltare ciò che il popolo aveva da dire in dichiarazioni di vario genere, ma sono incidenti di percorso. Beh, anche molti giornali stamattina, sì, tra l'altro alcuni poi sono riusciti a correggersi, altri drammaticamente no. Ne ho visto uno di Verona in edicola tutto il giorno con la notizia, insomma, incidenti di percorso. Beh, questa volta insomma exit poll, previsioni, certo, sondaggi e quant'altro hanno avendo molti rapporti con la Gran Bretagna, abbiamo anche rapporti personali stretti con le persone di là, e loro tutti auspicavano una soluzione diversa da quella che poi è uscita dalle urne. Del resto però un popolo è fatto di persone con aspirazioni e anche necessità e visioni parecchio diverse. Se uno lavora e lavora con l'estero ed è negli affari o comunque legato in qualche modo all'attività e non solo ad altri tipi di servizi o alla pensione, chiaramente ha una visione diversa da quella che poi chi va a votare nell'urna ha espresso, anche perché io guardavo la suddivisione geografica del voto e la cosa è chiarissima. Nella città di Londra, che ha 8,6 milioni di abitanti, il 60% circa ha scelto per restare. In Scozia è successa la stessa cosa, addirittura col 70%, perché era un marcare comunque la loro identità. Stessa cosa nell'Irlanda del Nord, ma nelle parti più povere e più disagiate che ci sono in Gran Bretagna, cioè tutta la zona delle Midlands. Guardi, abbiamo un bel video che evidenzia come è stato distribuito il voto. Se la regia riesce a proporlo, una cartina dell'Inghilterra, e si vede appunto progressivamente come, vediamo se la regia la propone, eccola qua, no? Allora, questa è ovviamente ancora in, come dire,
prima dello spoglio. Prima dello spoglio, vediamo se la mettono in play, riusciamo a vedere la eccolo qua. Allora, in blu ovviamente le zone dove si è votato a favore dell'Unione Europea, quindi per restare all'interno dell'Unione Europea, in rosso invece quello per la Brexit, quella che è stata definita anche, certo chi l'ha definita, Farage, il leader populista, il leader euroscettico, ha detto è il giorno della nostra indipendenza, the Independence Day. Ecco, qui si vede molto chiaramente la divisione del paese, ne esce un'Inghilterra veramente spaccata in due, a parte alcune isole che vediamo appunto di blu nella parte meridionale, però è un dato di fatto, insomma Inghilterra e Galles votano per la Brexit e invece Scozia e Irlanda del Nord votano per l'Europa. E area di Londra che è il 12% della cittadinanza. Certo. Quindi non è irrilevante, insomma. Certo. Ramundo, cosa voleva dire? Che è significativo no, che Londra, in effetti, dove c'è la City, dove ci sono i mercati finanziari, evidentemente lo scossone e la turbolenza che ha creato questo voto storico, al di là che qualcuno appunto lo chiami Independence Day, io non capisco indipendenza da cosa, visto che l'Inghilterra aveva comunque tanti privilegi che noi ci sogniamo di avere. Qui tutto sommato non è che erano schiavi come sono schiavi altri 27 paesi europei che devono sottostare a diktat della Commissione europea, dove peraltro arrivano direttive stranissime che poi si tramutano in decreti legge in Italia che non hanno nessun senso, cioè si parla per esempio di valvole di termosifoni piuttosto che della salvia, piuttosto che del rosmarino. Non so se gli italiani possa interessare questo, piuttosto che un problema per esempio che assilda il credito, la finanza, le banche o i giovani un posto di lavoro. Quindi questo voto, al di là dell'uragano o del ciclone che si è creato, secondo me è scoppiato come una mina nelle mani di chi è stato, tra virgolette, fautore e anche sconfitto da questa propaganda un po' così strana di provocare questa decisione degli inglesi, perché è stata una provocazione dovuta secondo me al fatto che ci sono dei dissidi interni ai Tories, cioè i conservatori stavano passando un momento difficile, per cui Cameron ha pensato bene, come era successo in passato con la Scozia, facciamo un referendum pensando anche di portare a casa altri privilegi che evidentemente un successo della Remain, del permanere in Europa, poteva consentire. Questo non è successo, quindi è deflagrato tutto. Chiaro che a quel punto qualcuno gli avrà chiesto subito le dimissioni all'interno del suo partito, perché è evidente che c'è anche con l'ex sindaco Boris, no? Lì a Londra una rivalità estrema, e sarà quello che probabilmente succederà poi se Cameron, come immagino, si dimetterà ad ottobre. Il problema drammatico è che nessuno, Europa, cioè la Commissione europea e soprattutto l'Inghilterra, avesse immaginato una cosa del genere, quindi non ci sono piani di crisi previsti, perché si pensava che fosse, non dico una passeggiata, ma niente di particolare. E invece abbiamo visto già stamattina le turbolenze, no? Mercati finanziari, la sterlina che è stata deprezzata, si è svalutata, sta sconfinando l'oro, cioè l'oro sta diventando il bene rifugio per eccellenza, per cui è aumentato del 10-12%, quindi voglio dire c'è molta gente che sta scappando. Tra l'altro, notizia di qualche ora fa, le più grosse banche d'affari internazionali che hanno sede a Londra, Morgan Stanley tanto per essere chiari, hanno deciso di spostare più di migliaia di persone, eccetera. Quello che sto pensando da comune cittadino europeo, e non so se l'informazione sia arrivata giusta e seria verso i cittadini inglesi, nel senso che non vorrei che la propaganda politica contro un'Europa che sicuramente va male, perché non può essere solo un'Europa di austerità, non può essere solo un'Europa fatta di schiavismo dei cittadini nello stare nel fiscal compact piuttosto che nell'austerity più classica che si possa dire, o soprattutto sottostare alle lobby economiche e finanziarie che naturalmente in questo momento certo non festeggiano. La cosa strana è soprattutto il fatto che ci troviamo adesso un cerino in mano che sicuramente gli inglesi non hanno valutato nella loro grande portata, e per gli europei si pongono grossi problemi. Il fatto di dire
facciamo presto che l'Inghilterra vada via. Beh, il trattato, l'articolo 50 del Trattato di Lisbona parla chiaro, hanno tempo 2 anni. Nel momento in cui c'è la notifica, attenzione, la notifica questi la possono mandare in qualsiasi momento. E quindi, voglio dire, anche questa è una presa in giro. Io capisco, fai il referendum, non dico il giorno dopo, entro un mese, mandi la notifica, vai via e buonanotte ai suonatori. Quindi non lo so questo poi passaggio come sarà come dire, visto e compreso dai mercati. Quello che è certo è che cambierà molto dal punto di vista pratico, sia per noi europei cittadini, certo, perché per esempio diventeremo probabilmente extracomunitari per loro. Sicuramente. Facevo prima un'osservazione con un amico, ma pensate voi per esempio i calciatori, come saranno considerati? Per esempio quelli che o i nostri allenatori che vanno ad allenare le squadre inglesi, sono considerati extracomunitari o comunitari? Cioè ci sono aspetti che sono stati che cambieranno, poco valutati e poi quello che è drammatico che dicono alcune indagini che sono state fatte in queste ultime ore che ci saranno anche nel tempo milioni di disoccupati, quindi non lo so. Certo, anche problemi di lavoro, ma dopo questo sicuramente ne parleremo nel corso della trasmissione. Adesso volevo proporvi invece le parole del Premier David Cameron questa mattina nella conferenza stampa che ha fatto appunto sul commento al voto annunciando le dimissioni. Sentiamo le sue parole. Ho combattuto questa campagna nell'unico modo che conosco, che è dire direttamente e con passione quello che penso con la testa, con il cuore e con l'anima. Non ho avuto nulla in cambio. Sono stato assolutamente chiaro sulla mia convinzione che la Gran Bretagna sia più forte e più sicura all'interno dell'Unione Europea e ho detto chiaramente che il referendum era su questo e solo su questo. Non rappresentava il futuro di un singolo politico, me compreso. Il popolo britannico ha preso una decisione chiara e ha scelto una strada diversa. Ed è per questo che il Paese richiede una leadership nuova che lo conduca in questa direzione. Farò tutto quello che posso come Primo Ministro per tenere la rotta della nave nelle prossime settimane e mesi, ma non credo che sia giusto essere il capitano che guiderà il nostro Paese alla prossima destinazione. Questa non è una decisione che prendo alla leggera, ma credo che sia nell'interesse nazionale avere un periodo di stabilità e poi una nuova leadership. Non vi è alcuna necessità, ma a mio avviso dovremmo avere un nuovo primo ministro entro l'inizio della convention del Partito Conservatore nel mese di ottobre. E quindi questo dunque è quanto ha detto Cameron questa mattina. Cantarutti voleva intervenire, voleva aggiungere... No, aggiungere non a Cameron, certo, a quello che ha appena detto, al quale va tutta la mia simpatia e la stima politica, perché non è facile vedere né in Italia, poi non se ne parla, ma neanche nel resto d'Europa, un premier che di fronte alla possibilità di tenersi comoda la propria poltrona si è messo in gioco 2 anni fa con il referendum scozzese, adesso si è rimesso in gioco con il referendum sulla Brexit, l'ha perso e dice: cari signori, ho perso e vado a casa. Quindi una stima infinita per una persona che coerentemente ha detto non domani mattina, e qui volevo intervenire perché non mi trovo molto d'accordo con quello che ho sentito poco fa a proposito delle conseguenze, non domani mattina ma nel giro di qualche mese, entro ottobre, è giusto che il Paese abbia un'altra leadership. Non sono... Allora, una notazione prima, sentivo dire le zone più povere sono quelle che hanno votato per uscire, per la Brexit, per uscire dall'Unione Europea. Beh, mi pare che la zona più povera, le zone più povere del United Kingdom siano del Regno Unito, siano la Scozia e l'Irlanda del Nord e la fascia delle Midland sopra. La Scozia tradizionalmente è una parte del Regno Unito assistita, la potremmo forse paragonare al nostro meridione, al sud Italia. Lo stesso, non parliamone, dicasi per l'Irlanda del Nord, che altro non è che un'enclave britannica dove gli inglesi sono andati, hanno conquistato queste 6 contee, tutti ricordiamo i Sunday Bloody Sunday, con le buone o con le cattive se la vogliono tenere. Benissimo. Chi ha votato per rimanere dentro l'Europa? Hanno votato queste zone, Scozia e Irlanda del Nord in primis, che sono quelle povere, più povere e assistite, o fra le più povere ed assistite. E ha votato la City, come giustamente si diceva poco fa, cioè chi sapeva perfettamente che
sarebbe intervenuto un terremoto finanziario. Ora, il nervo produttivo della Gran Bretagna, il nervo produttivo in particolare dell'Inghilterra, non ha reagito così male alla Brexit, e quando si dice ne pagheranno le conseguenze, oggi la borsa che è andata meglio, o se vogliamo dire meno peggio, in tutta Europa è la borsa inglese. Allora chi ci ha rimesso da questa Brexit? Lo sapremo naturalmente col tempo, non è dato saperlo oggi, ma così su qualche dato magari banale che abbiamo a disposizione vediamo che ci hanno rimesso le borse europee. Si può pensare quindi la finanza europea. La Morgan Stanley ha preannunciato di lasciare Londra. Gli esuberi. Com'è? Gli esuberi. Sì, degli esuberi. Ha preannunciato di lasciare Londra. Allora, anche qui dobbiamo essere ben consapevoli che il senso di responsabilità dei governanti inglesi e le regole che anche lei ha ricordato poco fa sono tali per cui non è prevedibile uno scossone immediato domani mattina. Certo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in buona sostanza ci sarà una trattativa, perché i trattati in essere fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea sono tuttora in vigore e rimarranno in vigore fino a che non ci sarà l'uscita concreta. Oggi ieri è stata decisa l'uscita, ma l'uscita concreta verrà preparata. E quando mi si dice, sentivo oggi dei servizi pseudo-terroristici al telegiornali, dove dicevano alcuni ragazzi, ma riusciremo a rimanere a studiare qui in Inghilterra o dovremo pagare delle tasse triplicate? Sentivo dire poco fa, i calciatori verranno trattati da stranieri, da comunitari. Adesso io non sono un fanatico di calcio, quindi non ne conosco esattamente le regole. Ma attenzione, se noi, per esempio, come Stato italiano, avessimo interesse a che i nostri studenti continuino a recarsi con condizioni di favore in Inghilterra o viceversa, nulla ci vieta di stipulare dei trattati. I nostri studenti vanno tranquillamente a studiare negli Stati Uniti, per esempio. Io ho mio figlio che in questo momento si trova in una università statunitense. Benissimo, dov'è il problema? Si va a negoziare. Non è successo niente al di là del crollo emotivo che molti possono aver avuto. Prima si diceva, no? Il crollo della borsa è stato piuttosto a Londra, no? Però negli altri paesi si sono bruciati delle belle cifre, no? Anche qui io non sono un economista e non voglio... Adesso sentiremo... Sì, certo, togliere il lavoro al professore. Però vorrei capire, quando mi si dice che io sono proprietario di un'azienda, che le mie azioni, con proprietario insieme ad altri, che le mie azioni ieri valevano 100, oggi valgono 90, perché ha perso il 10%. Ma la mia azienda continua a produrre quello che produceva prima e gli utili continua a farli, se li avevo, continuerà a farli. Cioè, io non credo, non sono un grande ammiratore del mondo finanziario. Però, e comunque il problema è più europeo che inglese, e quindi mi chiedo, hanno scelto bene gli inglesi? Probabilmente sì, nel loro interesse. Sì, però se io, mi scusi, se io vengo pagato in sterline e in questo momento vengo deprezzato come moneta, è evidente che ci perdo. Certo, e se viceversa, se io ho fatturato in Inghilterra e in questo momento invece di 1,20, 1,50 mi crolla la sterlina, è chiaro che io perdo fatturato e quindi perdo assolutamente anche... sì, e viceversa, se vado a comprare in Inghilterra probabilmente ci guadagno. No, senza probabilmente. Stamane un mio amico carissimo che si acquista materie prime in Inghilterra e che saluto, Leonardo Pari, mi dice: sono felice e contento, io ci ho guadagnato e ci guadagnerò una barca di soldi. Certo, come sempre in queste situazioni c'è chi guadagna e chi perde. Dopo torneremo a sentire anche la voce di Carlo Valerio, ma prima volevo introdurre anche il professor Greco, perché allora con questa decisione c'è da dire che l'Unione Europea perde anche quella che può essere considerata la capitale finanziaria dell'Unione, o no? Sì, diciamo che questo è formalmente. Per cui, la City si dice, ma anche mi risulta, diciamo, l'associazione industriale inglese non voleva, britannica in generale, ma anche quella inglese, quindi sul discorso dove stavamo lei è caduto il microfono, se altrimenti a casa non la sentono. Ah, ce l'ha? No, ce l'ha proprio dietro, aspetti un attimo, che vedo che è tornato appoggiato allo schienale. Aspetti, la aiuto io. Un momento, abbia pazienza. Beh, vabbè, insomma, questo è il bello della diretta, no? Allora, eccoci qua. Aspetta che vediamo se riusciamo senza fare danni.
Eccolo qua, prego. La City appunto temeva questo tipo di risultato, e anche gli industriali, non solo gli industriali, diciamo i grandi industriali, ma anche l'industria più piccola, questo risultato proprio perché ovviamente uno degli asset fondamentali dei settori industriali importanti del Regno Unito è la finanza. Questa è una scelta di politica industriale che hanno fatto i governi britannici, secondo me anche un po' discutibile negli ultimi 30 anni, hanno deciso di essere la capitale finanziaria del mondo in realtà, poi in realtà sono la capitale finanziaria sicuramente dell'Europa, e questo è il motivo per cui non si sa come andrà a finire, perché ovviamente a questo punto bisogna capire cosa succederà in Europa e se effettivamente riuscirà a continuare ad essere capitale finanziaria di un mondo in cui ha deciso di uscire. Allora, teoricamente potrebbe anche darsi, perché comunque è stata capitale finanziaria Londra, la City di Londra, quando non è entrata nell'euro, anche se tutti sanno che alla City gli affari si fanno in euro, non si fanno in sterline, quindi nulla vieta che continui ad essere. Il punto fondamentale che temono, diciamo, le persone più in alto nella gerarchia economico-finanziaria, e quindi sicuramente in questa fase non stanno festeggiando, è che mentre prima riuscivano a controllare le regole che definisce l'Unione Europea, adesso, decidendo di uscire, ovviamente si esce dalla stanza dei bottoni di queste regole. Questo potrebbe voler dire cose del tipo che l'Unione Europea introduce quelle norme che il Regno Unito non ha voluto sul riciclaggio del denaro sporco, per introdurre quelle norme che il Regno Unito non ha voluto sulla regolamentazione delle transazioni finanziarie internazionali. Quindi il Regno Unito ha sempre avuto una visione di mercato molto molto libero, aperto, nel senso giusto ma anche talvolta un po' eccessivo. Un po' discutibile per certi versi. Cosa succederà però dipende moltissimo non da quello che farà il Regno Unito, ma da quello che farà l'Europa. Questo è il punto. Cioè, l'Europa in questo momento è in una fase di crisi perché non riesce a fare le cose fondamentali, che adesso le politiche fondamentali sull'immigrazione, tutta una serie di scelte che ha dimostrato di non essere in grado di affrontare. C'è una crisi politica che è questa, aperta da questa situazione appunto di uscita di un paese importante, perché il Regno Unito comunque è un paese di grandi dimensioni, insomma se uscisse un paese piccolo insomma si potrebbe anche ragionare, e quindi una crisi che a questo punto ci farà capire di che pasta sono fatti i politici. Tenete presente che il Regno Unito fino ad oggi è stato il leader come paese dei paesi come Polonia, Danimarca, Olanda, che erano un po' i paesi euroscettici, sono quelli che hanno impedito alcune misure importanti per avanzare nel processo di integrazione politica. Forse. Adesso vedremo se era veramente... Certo. Che era colpa loro, oppure c'erano altri paesi che dicevano ma sapete che stavano tirando indietro il tema. Certo. Professor Casen, lei l'aveva anticipato la scorsa settimana, ci si domandava se l'Inghilterra di fatto, la Gran Bretagna, fosse mai entrata nell'Unione Europea. L'entrata dell'Unione Europea, della Gran Bretagna nell'Unione Europea era una cosa estremamente ambigua. Cioè c'è entrata con un piede e poi c'è rimasta fuori con tutto il resto, quindi non so se sia uscita mai, dal momento che mai è entrata. Schengen non funziona, hanno una moneta per conto loro, che poi l'Unione Europea oggi, se devo verificare effettivamente come funziona perché c'è Schengen, perché ci è stata imposta una moneta comune. Quindi al di fuori di questo non vedo questo grande problema. Io credo che sicuramente l'effetto è un effetto di speculazione, quello che sta succedendo a breve, perché niente possiamo anticipare oggi di quello che succederà tra 2, 3, 4, 5 anni. Quindi quello che avviene in questo momento è l'effetto della speculazione dettata da tutto questo tsunami che ha creato la stampa, l'informazione e tutto il resto, che poi è basato su nulla. Sostanzialmente hanno detto vogliamo restare fuori, quando usciremo, ma tra 1 anno, 2 anni la politica lo deciderà, perché non saranno certamente i cittadini inglesi a decidere se uscire o non uscire dall'Europa, in quali tempi ovviamente, hanno deciso soltanto che alla fine se ne usciranno. A breve è una speculazione, quindi hanno fatto un
un bel, diciamo, hanno gonfiato questo effetto che è un effetto di pancia, e peraltro abbiamo visto come è salito improvvisamente l'oro, è disceso il petrolio, visto che l'Inghilterra poi è produttrice di petrolio, poi abbiamo visto la moneta dove va a finire, eccetera. Ma io credo che questa cosa, la finanza ha trovato terreno fertile per approfittare chi specula in borsa su queste cose qui ci porta a casa qualche miliardo per volta, insomma, i grandi speculatori lo sanno fare e lo sanno anche montare questo tsunami. E poi chiaramente c'è un accordo di cartello che non coinvolge i cittadini inglesi, se non danneggiandoli. Ecco. Quello che deve fare la politica è quello di mettere un freno, perché, ripeto, la finanza è ormai talmente scollegata dalla gente che ha tutto un suo iter che non è più legato alle effettive necessità delle persone. Quello che diceva poc'anzi, l'azienda mia continua a funzionare, non è successo assolutamente niente, però abbiamo le quotazioni che salgono e scendono del 10%. Per quale motivo? Perché uno compra e l'altro vende, uno resiste sul mercato e l'altro invece cede prima. Quindi sono due cose completamente slegate. È una speculazione che era prevedibile. Se fosse rimasta in Europa ci sarebbe stata comunque un altro tipo di speculazione. Quindi è diciamo, un giochino previsto e prevedibile. Il problema è invece capire cosa potrà succedere successivamente, cioè nel lungo termine come si comporterà l'Inghilterra nei confronti dell'Europa e che fisionomia potrà acquisire da un punto di vista di polo, diciamo, economico per l'Europa stessa, ma anche per il resto del mondo. Allora, si presentano vari vantaggi in questo senso, perché chiaramente c'è una maggiore libertà nel movimento. Ci sono degli svantaggi che potrebbero crearsi degli argini, oltre ai quali naturalmente viene imbrigliata l'Inghilterra. Ma quello che non si dice è che l'Inghilterra, così come se n'è uscita, se ne può tranquillamente rientrare. Perché non è mai entrata. Adesso è uscita, poi se fa una proposta e dice ma noi saremmo disponibili a tornare dentro la comunità europea, però ci teniamo la sterlina, se è che non funziona, siamo punto a capo, diciamo che discutiamo di niente. Forse è vero. Beh, questo è previsto dal trattato. Adesso andiamo dobbiamo andare in pubblicità. Adesso andiamo in pubblicità, dopo quando rientriamo approfondiamo anche questo aspetto qua. Qualche minuto di pubblicità tra poco.